grazie. Anche perché anche grazie al lavoro di Antonino io ho avuto modo di poi continuare questo lavoro alle Iene sulla strage di Erba, e grazie sempre al lavoro preziosissimo di Edoardo Montolli e di Felice Manti, con cui ci siamo sempre coordinati per riuscire a scavare, perché l'ottica è sempre quella di arrivare alla ricerca della verità, e quando la verità è chiara anche alla ricerca delle evidenze che possono permettere un giorno di fare in modo che la verità porti alla giustizia, cosa che secondo me, ma che secondo noi non sia ancora stata fatta. Un'altra vicenda che grida vendetta, e speriamo che a breve possa perlomeno avere il suo primo nuovo capitolo di voce, è quella di Monica Busetto. Quanti la conoscono? Più o meno, no. La storia di Monica Busetto è una storia incredibile. Siamo nel 2012, muore una signora di 87 anni nel proprio appartamento di Mestre. Viene uccisa in modo barbaro, perché viene uccisa con delle pugnalate fatte con lo schiaccianoci sulla fronte, viene strangolata con il cavo del decoder, viene colpita con 44 coltellate, l'assassino le infila anche una serie di fogli di Scotex in bocca per evitare che possa emettere suoni, perché siamo in un appartamento e quindi c'è il rischio che i vicini possano sentire. Ma questo assassino è un indubbio fenomeno, perché è capace di uscire da quell'appartamento senza lasciare traccia. Siccome non lascia nessuna traccia, gli inquirenti cominciano a insospettirsi e pensare che quell'assassino potrebbe essere uno dei condomini, perché siamo in un condominio di 4 piani. Allora mettono sotto intercettazione anche i telefoni di questi condomini, finché in una telefonata, dopo varie settimane, la dirimpettaia fa un commento poco gentile sulla signora che è morta e dice, infastidita dal traffico di polizia, inquirenti, insomma, di giornalisti che ci sono in quelle settimane sotto casa, fa un commento poco gradevole verso la signora. Quel commento poco gradevole è per lei, diciamo, il primo passo che la porterà poi alla condanna, perché si accorgeranno in sede autoptica che a questa signora, alla vittima, manca la collana, ma c'è la medaglietta che aveva appiccicata, la medaglietta che era sulla collana, appiccicata sulla spalla, che ritrovano sul tavolo autoptico. A quel punto vanno alla ricerca della collana mancante, e la collana mancante ritengono di averla trovata a casa di questa Monica Busetto, che ormai era indiziata. Era indiziata perché lei non aveva alibi per quel pomeriggio, perché la notte aveva fatto il tour in ospedale, tornando a casa era andata a dormire, ma quindi nessuno l'aveva vista altrove. Era indiziata perché era una maniaca delle pulizie e non si capiva che altri hobby avesse, che vita facesse, per cui è stata reputata anche un po' strana. E poi ha avuto la malaugurata idea, tra le varie cose, di cambiare il tappetino davanti a casa il giorno prima o 2 giorni prima che gli inquirenti andassero a sequestrarlo. Questi elementi hanno provato a pensare che lei potesse essere l'indiziata numero 1. Fanno le analisi del DNA a casa di Monica Busetto, non ci sono tracce della vittima. Fanno l'analisi a casa della vittima, che è Lida Taffifamio, 87enne, e trovano un'impronta, ma non riescono a capire di chi è. Prendono questa collana a casa di Monica Busetto e, dopo averla adagiata sul letto di Monica Busetto, così senza nessun altro tipo di accorgimento, la fotografano, la mettono dentro la busta, una busta dell'Ikea qualsiasi, e la mandano all'Università di Padova, dove la genetista dice: non abbiamo trovato nulla. Al che il questore risponde: ma come non avete trovato nulla? Fate un altro test. Fanno un altro test, non trovano nulla, ovvero non ci sono tracce della vittima sulla collana ritrovata a casa della presunta assassina, e insoddisfatti l'attuale questore di Padova, al tempo guidava le indagini, il dottor Otorizio, decide di spedire questa collana alla Polizia Scientifica di Roma, dove spedita assieme a altri reperti, ovviamente tutti divisi ciascuno nella propria busta, ma spediti insieme in un plicco composto con una logica diversa da quello spedito all'Università di Padova, a un certo punto trovano 3 picogrammi su microlitro di DNA della vittima. E quei 3 picogrammi su microlitro sono l'equivalente di 3 granelli di polvere fuori da un panificio. È ovvio che fuori da un panificio potreste trovare
3 granelli di polvere. Non vuol dire che il pane sia uscito lì, per intenderci, come quantità di DNA ritrovata. Però quella diventerà la prova, e l'unica prova, per cui si riterrà che Monica Busetto era effettivamente la persona che aveva ucciso la signora Lida Taffi Pameo. Il grande rammarico oggi è che la difesa non mandò nessun consulente privato di parte a verificare come si fossero svolte le analisi all'interno del laboratorio, però quello è stato, e da lì a pochi mesi Monica Busetto viene condannata a 25 anni di carcere per aver ucciso la signora Lida Taffi Pameo. E voi direte: non è possibile, questo riassunto è un po' troppo estremo. Sì, è un po' troppo estremo, ma non è possibile, ma è andata così, e Monica Busetto è ancora in carcere. Monica Busetto è in carcere da quasi 3 anni, e nel dicembre del 2015, ovvero 3 anni dopo, c'è un'altra morte uguale, può essere perché l'hanno chiusa in carcere. C'è un'altra signora che viene strangolata con un cavo, viene uccisa con coltellate, e le hanno infilato lo Scottex in bocca. La signora è Francesca Vianello, un'altra signora di 80 anni. Non so perché mi viene da aggiungere un'altra cosa. C'era un'altra impronta e non era di Monica Busetto nell'appartamento di prima. Questa signora di 80 anni viene uccisa, e questa volta l'assassina, che si chiama Susanna Milli Lazzarini, viene rintracciata subito perché decide di prelevare dal portafoglio il bancomat, e con quel bancomat andava a prelevare dei soldi sotto la telecamera della banca. Quindi finalmente abbiamo la certezza, in poche ore, praticamente in pochi giorni, di scoprire qual è la vera assassina di Francesca Vianello, la signora morta nel 2015, 3 anni dopo l'altra signora. A quel punto vanno per arrestarla, e lei, quando dice quello che è successo, fa riferimento al portafoglio della signora uccisa 3 anni prima, per cui c'è in carcere Monica Busetto. Ma che sul momento i poliziotti non capiscono, lo prendono come un lapsus, ma vanno avanti. Susanna Milli Lazzarini viene condannata perché ha ucciso la signora Vianello, quindi la seconda signora nell'ordine che vi ho appena elencato, e dopo un po' dice: ma guardate che la signora uccisa 3 anni prima sono stata io. Ma come è stata lei? Ma non è possibile, non ho trovato 3 picogrammi di DNA della vittima sulla collana della presunta assassina. Abbiamo riscontrato che questa ha mentito perché ci ha consegnato il tappetino sbagliato. Abbiamo riscontrato che la signora non aveva un alibi. Siamo certi che è stata lei? Non è possibile. No, guardate, state sbagliando. Sono stata io. La signora non c'entra niente. Non le credono per ore e ore e ore. Siamo in totale a 22 ore di interrogatori, più o meno. 24 ore di interrogatori, e gli inquirenti, le PM, non accettano questo andamento del racconto, per cui per queste innumerevoli ore gli viene sottoposto per circa 500 volte il nome di Monica Busetto, per sapere se questo omicidio l'avessero perlomeno fatto in correità. Io non lo so se questa idea della correità è nata dopo o quando è nata, ammesso che oggettivamente non fossero insieme. Questo purtroppo oggi non riusciamo a dimostrarlo, però quello che viene fuori è che dopo le prime confessioni di Susanna Milli Lazzarini, ovvero l'assassina vera e accertata, poi arriviamo all'impronta, dopo queste confessioni l'unica risposta che viene data in sede ufficiale ad un giornalista, e qui torna in campo il lavoro dei giornalisti, la dà l'attuale ministro della giustizia Carlo Nordio, all'epoca procuratore aggiunto della Procura di Venezia, che disse: stanti le prove granitiche con cui abbiamo messo in carcere Monica Busetto, non possiamo escludere che l'avessero fatto insieme. Passa qualche settimana ed effettivamente Susanna Milli Lazzarini sosterrà proprio che questo omicidio l'hanno fatto insieme. Io, per raccontarvi questo cambio di versione, vorrei farvelo ascoltare da Edoardo Montolli, perché io ogni volta che lo ascolto, pur avendo interessato per questo nei servizi delle Iene, impazzisco, perché è tutto davvero incredibile. Però c'è un'altra cosa che succede nel frattempo. Che cosa hanno in comune queste due vittime? Se vuoi cominciare a fare mente locale sugli interrogatori, adesso parte qua. Cosa succede che hanno in comune queste due vittime? Che entrambe, a un certo punto, si scopre che sono amiche della mamma di Susanna Milli Lazzarini, e entrambe giocavano a carte
con Susanna Mili Lazzarini. E soprattutto, se avessero analizzato la tabella genetica dei profili vicini alla prima signora uccisa, si sarebbero accorti che l'impronta che c'è vicino all'interruttore della casa della vittima, Lida Taffi Pamio, per cui in carcere c'è Monica Busetto, risponde geneticamente al 50% con il DNA di Susanna Mili Lazzarini, e la risposta al 50% si ha quando discendenti o ascendenti sono parenti, quindi genitori o figli dovevano essere legati a Susanna Mili Lazzarini, e infatti la madre è esattamente il punto di contatto tra i due. Quindi la realtà è che se si fossero accorti in tempo del fatto che c'era questa traccia, questa compatibilità genetica del 50%, non di percentuali infinitesimali, ok? Avrebbero potuto perlomeno evitare la morte della seconda vittima, che temo sia uno dei grandi, è uno dei dubbi che ho sulla ragione per cui ora si fa molta fatica ad ammettere di aver sbagliato. Ma l'aspetto più incredibile di questa vicenda, secondo me, è come vengono condotti gli interrogatori, per cui all'improvviso l'assassina, che dice sono stata io, per delle ore, per delle settimane, intercettata anche in carcere al colloquio col figlio, quindi non un colloquio in cui doveva raccontare una storia, era il colloquio in cui stava dicendo al figlio guarda che sono stata io, dal nulla, ok? Quindi lei non poteva nemmeno immaginarlo questo. Da lì a pochi mesi, in realtà, Susanna Mili Lazzarini dirà l'ho fatto, ma l'ho fatto con Monica Busetto. Ora, bisogna arrivare a capire come ci siamo convinti e siamo arrivati a sentenza a stabilire che Monica Busetto dovesse restare in carcere, perché in quel periodo in cui esce la versione nuova, diciamo, sull'omicidio della prima vittima, Monica Busetto è in attesa della sentenza d'appello e quindi viene liberata. Monica Busetto, dopo 3 anni chiusa là dentro, dice finalmente si sono accorti che hanno preso una toppa gigante, adesso giustizia sarà fatta. Da lì a poco invece Susanna Mili Lazzarini cambierà versione e la terrà in carcere con lei, dove entrambe stanno da 12 e 9 anni. Come ci si è arrivati? Edoardo Montoro. Allora, io credo che chiunque sia interessato alle questioni di diritto dovrebbe ascoltare gli interrogatori che sono stati fatti a Susanna Lazzarini, perché hanno veramente del surreale. Diciamo che quando la signora Lazzarini fu arrestata, gli inquirenti avrebbero dovuto nutrire il dubbio che quei 3 picogrammi sulla collana di Monica Busetto dovessero essere dovuti a una contaminazione, dato che erano stati analizzati lo stesso giorno sullo stesso tavolo in cui erano state analizzate le prove sporche di sangue della scena del crimine. Questa cosa la scopriremo poi con le Iene, riguardando quei verbali, e accorgendoci che non erano state fatte la sanificazione mantenendo i tempi esatti, per cui è possibile che 3 picogrammi di polvere del sangue della vittima fosse finito sulla collana. A questo ci arriveremo dopo, però fatto sta che quando viene interrogata Susanna Lazzarini, dopo le dichiarazioni dell'allora procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio, sulla possibile complicità, i magistrati sono soprattutto interessati a capire non tanto la dinamica di ciò che fosse accaduto, non tanto il fatto che lei si attribuisse il delitto da sola, ma il fatto che lei fosse complice di Monica Busetto. Si susseguono così 3 lunghissimi interrogatori, dove appunto il nome di Busetto compare 500 volte, in cui Susanna Lazzarini continua a dire di aver fatto tutto da sola, in cui insiste e si chiede come mai continuino a fare quelle domande, dato che sta confessando tutto, e i magistrati non solo arrivano a dirle che sicuramente Monica Busetto è sua complice, ma arrivano anche a suggerirle come Monica Busetto potrebbe essere stata sua complice, ovvero entrando dalla porta e dopodiché aiutandola. Entrambe dicono che non si sono mai viste prima, non si sono mai conosciute. E succede questo, che nel 4º interrogatorio Susanna Lazzarini dice va bene, sì, Monica Busetto è stata mia complice, e fa un racconto talmente demenziale che io non capisco perché sia stato portato a termine dai pubblici ministeri. Perché lei disse di aver citofonato a casa della signora Pamio, di essere salita in casa e una volta aperta la porta si era girata e in un angolo, mentre qui c'era la signora Pamio, nell'angolo qua dietro ci sarebbe stata Monica Busetto vestita come Iris, con una tuta
bianca, tipo quella dei RIS, bianco-verde, con la maschera, la mascherina, i guanti, e con l'intenzione di uccidere la signora Pamio. In questo assurdo racconto delirante, in cui lei poi racconta la dinamica dell'omicidio, si chiude il quarto interrogatorio. Il quinto interrogatorio, quello che sarà preso per buono da PM e giudici, pur di fare Monica Busetto complice di Susanna Lazzarini e fare in modo così di far capire che i PM della Procura di Venezia non avevano sbagliato alcunché, prendono per buona la seguente versione, che è diventata definitiva. Ovvero, mentre Susanna Lazzarini era in casa di Lida Taffi Pamio, che questa quinta versione è completamente diversa da quella precedente, mentre era in casa di Lida Taffi Pamio e la stava accoltellando, stiamo parlando di decine di coltellate, si aprì la porta di casa ed entrò Monica Busetto, che lei non aveva mai visto prima, e fecero le presentazioni mentre stava accoltellando la vittima. Disse: ma lei chi è? E io sono Susanna Lazzarini, la figlia della signora che gioca a carte con la signora che sto accoltellando. E intanto accoltellava. E lei chi è? E io sono Monica Busetto, la vicina di casa. Dammi una mano ad accoltellare la signora. Certo che ti do una mano, perché la signora mi sta antipatica perché dice che mi piacciono le donne. E allora vieni qui e dai una coltellata anche tu. E Monica Busetto, che non l'aveva mai vista prima, dice: aspetta un attimo, vado di là a prendere dei guanti di lattice, se no lascio delle impronte. Va nel suo appartamento, torna e dà l'ultima coltellata decisiva al cuore. Ora io dico: ma possibile che ci sia una donna in carcere a 12 anni per una fesseria come questa? Come si fa a prendere per buona una versione del genere? Succede questo, che giustamente, dopo che questa condanna diventa definitiva, la difesa presenta istanza di revisione alla Corte d'Appello di Trento. E la Corte d'Appello di Trento esordisce bene, dicendo che le confessioni più genuine sono quelle rilasciate nel periodo immediatamente successivo all'arresto, no? Quelle più genuine. Soltanto che cosa fanno? Invertono l'ordine delle confessioni e dicono sostanzialmente che all'inizio Susanna Lazzarini aveva chiamato in correità Monica Busetto e solo dopo aveva detto di aver fatto un solo. Questo vuol dire non solo non aver letto gli atti, ma non conoscere nemmeno le basi, sicché l'istanza di revisione viene respinta in questa maniera che secondo me non ha nulla a che fare con uno Stato di diritto. Cioè, ma siamo lontani anni luce, no? Da come si è sviluppato il processo primo, secondo e terzo grado a come è andata la revisione, no? Perché è stata una farsa, perché altrimenti non si possono invertire le 5 confessioni, i 5 interrogatori. Anche Monica Busetto viene tenuta dentro nella revisione soprattutto per un fatto, ovvero questi 3 picogrammi sulla collana. E allora, grazie a Max e grazie alle Iene, ci siamo messi a lavorare insieme alla ricerca di che cosa? Della vera collana della vittima, la signora Lida Taffi Pamio. E cercando, in 10 giorni, abbiamo trovato la foto della vera collana, che è molto diversa da quella di Monica Busetto, che è rotta per il gancetto da cui si era sfilata la medaglietta della Madonna, e non nella parte centrale della collana, come quella di Monica Busetto, che è molto più lunga e che la signora indossava in una fotografia che avevano dei parenti. Abbiamo fatto analizzare questa collana da 3 esperti di fotogrammetria forense e tutti e 3 hanno detto che la collana è palesemente diversa. Sulla base di questa scoperta, nel giro di forse un mese e mezzo, la Procura Generale ha chiesto la revisione per Monica Busetto. Il punto è: perché questa cosa l'hanno dovuta fare 14 anni dopo, io e le Iene, quando avrebbero potuto farlo con ben altri mezzi e in tempi molto più rapidi gli inquirenti già nel 2012? Ecco, mentre noi parliamo c'è una signora che è in carcere da 12 anni per questa pseudo confessione chiamata in correità di Susanna Lazzarini, e attendiamo che finalmente la Procura Generale riesca ad ottenere giustizia e che questa donna possa uscire dal carcere.
Allora, tutti noi abbiamo sentito parlare del 41 bis, no? Se non altro televisione, giornali, siti. È il regime carcerario più duro, ma nessuno meglio di chi ci è passato davvero. E guardate che po' di delinquente stiamo facendo sedere qui oggi, che criminale matricolato stiamo facendo sedere oggi qui tra noi. Nessuno ci può far capire che cosa vuol dire essere al 41 bis da innocente. Diego Olivieri è entrato in carcere con, io le devo leggere perché ancora non mi capacito, queste accuse: traffico internazionale di stupefacenti, insider trading, in grandi quantità, insider trading, riciclaggio di 600 milioni di dollari, associazione mafiosa. Lui era un imprenditore stimato e conosciuto nel Vicentino e improvvisamente si è ritrovato un criminale matricolato, appunto. Ecco, come si fa a sopravvivere da innocenti in carcere fra Ergastolani, Superboss, Brusca, i Casalesi? Lei che, appunto, ecco, sono diventati tutti amici, vecchi colleghi, insomma. Ci racconti. Grazie per l'invito, grazie al dottor Trasfusser che ci ha dato la possibilità di fare questo convegno, perché di questi fatti nessun giornale ne parla. Scopriamo la polvere sotto il tappeto e purtroppo chi ne subisce le conseguenze deve affrontare l'agonia mediatica dei giornali, perché purtroppo volevo far vedere i giornali come si comportano. Questo è il Corriere della Sera che il giorno dopo del mio arresto, il giorno dopo, era in edicola, sono 7 colonne, c'è il mio nome e cognome, e tutto dato per scontato che io, oltre alle accuse, avevo fatto delle ditte offshore in Ucraina, e questo denota la preparazione degli inquirenti, perché io avevo fatto una joint venture in Ucraina. La differenza la conoscono tutti e soprattutto la devono conoscere chi è del mestiere. Una joint venture è una società al 50% capitale italiano e il 50% capitale ucraino, dove ci sono degli operai. Io infatti il mio lavoro delle pellame mi aveva portato ad andare in Ucraina a fare degli acquisti, perché purtroppo le pelli in Europa non esistono più. A fronte di questo loro hanno interpretato una joint venture con una ditta offshore. La ditta offshore è per trasferire il denaro dall'Italia al paese dove vuoi che arrivino i soldi. Basta l'ufficio di un commercialista che crea una ditta, immediatamente fa 2, 3, 4, 5 fatture, tu paghi la ditta italiana le fatture alla ditta che esiste nel paese in cui vuoi che arrivano i soldi, e dopodiché la ditta va chiusa. La mia era aperta da 5 anni con 8 dipendenti, ma comunque... Aspetti, le voglio chiedere una cosa però, l'importante non sia un allarme aereo, esercitazione da fare. E stiamo sul 41 bis, nel periodo è entrato in carcere in quel regime lì, i primissimi giorni, le prime ore, i primi giorni. Allora veniamo al nocciolo duro della faccenda. La notte vengono a suonarmi il campanello, non sapevo nulla, non avevo avuto nessun avviso di garanzia, non sapevo nulla, la mia vita era tranquilla, piena di impegni, piena di lavoro. Morale, mi vengono a prendere, mi mettono sotto il naso un faldone di 164 pagine dicendomi: lei deve venire con noi. Gli omissis che c'erano nelle pagine non mi facevano capire nulla di quello che stava succedendo. Hanno perquisito la casa, hanno perquisito gli uffici, hanno perquisito tutto, non hanno trovato nulla. Io e mia moglie dicevamo: ma cosa cercate? Diteci lo che facciamo prima, cercate soldi, non ce ne sono. Cercate droga, non l'abbiamo mai usato in vita nostra. No, ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro. Praticamente sono stato arrestato senza sapere il perché. Allo stesso momento gli inquirenti sono andati in tutte le banche con le quali lavoravamo e hanno sequestrato immediatamente
tutto, beni immobili e immobili, e mi hanno sequestrato 2 società, la Olivieri Immobiliare e la Olivieri Pellami, che esisteva dal 1946, 5 generazioni, premiata di medaglia d'oro per l'esportazione e per il lavoro negli anni, cioè una ditta che non era sconosciuta. A questo punto è stato nominato un custode giudiziario che dava lo stipendio ai dipendenti, tranne che a me e mia moglie. Siamo stati 6 anni senza poter percepire un euro dalla banca o da un dividendo delle società, perché io ho dovuto subito uscire dalla società. Per fortuna mio figlio ne ha preso l'amministrazione e purtroppo se uno ha un contenzioso con una banca, la società fallisce perché le chiudono i conti. Queste sono cose che bisogna dire, ed esiste la presunzione di innocenza, esiste, cioè il reato alla fine non è ancora stato dimostrato, però sei già all'asta. Torniamo a quel 41 bis. Al 41 bis, che è importante far capire. È difficile tornare sui fatti, però lo faccio volentieri. Allora, il mandato d'arresto dice arresto in solitudine, isolamento. In isolamento. Questo è, in isolamento. Ma all'isolamento ti mettono nei sotterranei delle carceri, nei sotterranei, da solo, per 22-23 ore al giorno. Quando esci per l'ora d'aria, ti danno un paio di occhiali perché la luce del sole ti disturba. Perché 23 ore al buio, purtroppo, creano una situazione che è indescrivibile. Non si può nemmeno giudicare come una tortura, è peggio di una tortura. E queste cose succedono quando gli inquirenti non hanno prove tangibili, perché mi dicevano sempre anche gli agenti: lei confessi che in 5 giorni lo mandiamo a casa. E io cosa confesso? Anche il mio avvocato stesso mi diceva: ma non è possibile che lei abbia queste accuse così pesanti e non possiamo dare la possibilità agli inquirenti? Dico: senta, io di queste cose non ne so nulla. Dimenticavo che non è che sono stato arrestato solo io, sono state arrestate 19 persone e il problema è nato dal Canada, dall'FBI americana. Però lei è stato preso a Vicenza, arrestato, e poi ha chiesto di essere trasferito a Roma per cercare di parlare col pubblico ministero. A Roma l'hanno messa nella sezione assieme ai criminali peggiori, ai boss mafiosi. Con chi era? In quale sezione? Ci racconti? Amici, io ero l'uomo dai 600 milioni di dollari. Un ergastolano, con il quale oggi questo ergastolano lavora da me, il magazziniere, tale Angelo, mi disse: se vai a Roma e hai qualche problema, dice, parla con un mio amico, certo Tano. Dico: ma problemi di che tipo? No, non ti preoccupare. Comunque vado a Roma. A Roma sapevano tutti che arrivavo io, l'uomo da 600 milioni di dollari. Michele Greco, i Casalesi. Cioè, io vedevo che all'aria baciavano le mani, perché non ero più il 41 bis a Rebibbia. A Rebibbia ero in attesa di parlare con il PM, perché avevo chiesto di parlare e chiarire la posizione, perché dico: ma dove siete partiti per fare queste accuse inesistenti? Comunque Brusca è stato uno dei primi che mi dice: no, io con te dobbiamo parlare perché io sono stato accusato ingiustamente, ho solamente schiacciato il pulsante alla fine, perché io ero considerato una persona di rispetto perché avevo riciclato 600 milioni di dollari e tutti, posso dirlo, erano pieni di denaro dovuto alla droga, e lì mi hanno raccontato le cose più strane, che starei qua a parlare mezza giornata di cose interessantissime. Tu sei arrivato in carcere con la nomea di essere un criminale. L'uomo dei 600 milioni di dollari, perciò mi portavano tutti il massimo rispetto. O chiedevano consigli, come li posso... Una volta posso parlare di questo? Certo, siamo qui apposta. La Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza si deve chiudere le orecchie per 5 minuti però. Sai, e si parlava all'aria, perché c'è all'aria, in alta sicurezza, diciamo che autoparlanti sono dappertutto, perciò anche all'aria loro sapevano, quelli che vivevano nel carcere, che li spostavano
Quando si andava verso il microfono si parlava della moglie, dei figli, come si girava si parlava della realtà. Allora uno mi fa, sai, dice, hai giocato a battaglia navale qualche volta? Ma dico, sì o no? Io dice, ho sugli ulivi A2, A5, 7,5, ho tutti i soldi nei vasi da 500.000 e dice, ho il fiato sul collo, perciò dice, avrei il piacere che tu mi aiutassi un po' a smarzarli. Quando vai a casa, mio figlio arriva con un furgone, mi sembra di no. No, perché fischia. Arriva con un furgone. Si sente. E tu, se si è fidato quello che mi ha dato i 600 milioni di dollari, e dice, mi fido anche me, io sai, qualche milione, non di più. E poi dice, quando vengo a casa risolviamo il problema. Il guaio è che tu non puoi dire di no, perché o stai con loro o non sei con loro. Perciò trovavo le scuse più banali per dire, ragazzi, aspettiamo, qua non si può non fare è il momento giusto, nessun programma, e mi inventavo qualcosa, ma giustamente non potevo dire di no. E lì ho conosciuto Michele Greco, disse, stai scrivendo un libro? Bene, allora scrivi. Che Ayala erano tutti compagnetti miei, io sto pagando, cioè le cose più strane. Quella sua trasferta a Roma, il trasferimento a Roma, ha coinciso con quella che noi abbiamo definito una passerella della vergogna. Quella volta che la portarono in via Giulia per essere interrogato alla direzione investigativa antimafia. Che cosa è successo? Purtroppo gli inquirenti cercavano in me una persona che potesse dar loro delle dritte, perché non avevano, ci siamo accorti alla fine, nessuna prova delle denunce che avevano fatto. E la portano in via Giulia? E mi portano ammanettato sul furgone, e scendo, e il furgone non è nel cortile del tribunale ma bensì in centro di Roma, alle 10:30 del mattino, in mezzo al traffico. dalle parti di Corso Vittorio, Piazza Navona, per capire. E io scendo, perché non si vede nulla nel furgone, nel cellulare. Dico, ma dove siamo? Olivieri, non faccia scherzi. Mi ammanettano, attaccano il guinzaglio, al caposcorta, e 2 agenti armati di mitra davanti. 2 agenti mi cingevano il braccio e 2 agenti armati di mitra alle spalle. Un drappello che si è spostato sul marciapiede, e ho visto la gente che correva, attraversava la strada di corsa per non incrociare questo drappello con questo criminale che ero io, praticamente portato al patibolo, incatenato, peso di, non lo so come definirlo, comunque un'umiliazione del genere pensavo che non potesse esistere, e invece l'ho vissuta sulla mia pelle. Comunque questo era solo l'inizio, perché quando sono andato a parlare con il PM mi sono trovato davanti un drappo nero per tutta la parete DIA. Io ho avuto a che fare con la DIA, i servizi segreti, quelli che sanno, quelli bravi. La DIA, avvocati che mi aspettavano, che non potevano parlare con me, 5 persone davanti, e il PM si sieda. Io mi siedo, quasi cado, perché avevano segato lo sgabello e mi arrivava la tavola, mi arrivava il mento. E il PM in piedi con i pugni sul tavolo. Sappiamo tutto su di lei, meglio che confessi, se no suo figlio sarà coinvolto in questa storia. La cosa peggiore che potevano dirmi era quella. Comunque è andato male, è inutile che adesso io dopo 5 minuti ho capito con chi avevo a che fare e ho detto, guardi, dico, lei non è in grado di capire e mi avvalgo della facoltà di non rispondere, punto. Dopo una odissea giudiziaria che abbiamo ricostruito per grandi linee, verrebbe spontaneo pensare chissà che risarcimento ha ottenuto il dottor Olivieri, e invece com'è andato su questo aspetto? Allora, ripeto, 19 persone coinvolte, 9 imprenditori, uno aveva una miniera di pietre preziose in Colombia, e diciamo che sono stati tutti assolti al primo grado di giudizio. Al primo grado di giudizio si sono fermati perché ogni udienza era una comica. Comunque siamo stati tutti assolti,
e nessuno è stato risarcito. Perché? Perché risarcire uno valeva dire risarcire tutti. Di conseguenza la dicitura è stata questa. Il suo comportamento ha dato adito agli inquirenti di dubitare su di lei. Punto. Vi ricordate che all'inizio parlavamo, una delle cause di ostacolo alla riparazione per ingiusta detenzione è l'aver indotto in qualche maniera il magistrato ad applicare la custodia cautelare. Ecco, nel suo caso, dove comunque c'è sempre stata collaborazione e disponibilità e poi lui era totalmente estraneo a quella vicenda, eppure è stato fatto passare come colui che aveva indotto in errore il magistrato, indotto a fargli applicare la misura cautelare, che non aveva senso. Ma gli avvocati, ho detto, proviamo a chiedere, no, alla fine non un risarcimento economico, ma un risarcimento in modo diverso, cioè non fatemi pagare le tasse per 20 anni. Cioè un altro modo, dice questo non è contemplato, non è previsto. Cioè, quanto ha speso di parcelle per difendersi in questa vicenda giudiziaria? Ho speso oltre 560.000 euro. Mi hanno trovato anche 2 conti in Svizzera e su quelli pensavano che ci fosse il tesoretto dei 680 e 600 milioni di euro, però lì l'avvocato ha avuto una buona intuizione, dice non facciamo vedere i conti agli inquirenti italiani perché dice questi qua i soldi non li vediamo più, morale li facciamo vedere alla magistratura elvetica, la quale era coinvolta, anche la magistratura elvetica era coinvolta la Francia, cioè è stato un intrigo internazionale praticamente. E ha voluto 40.000 euro il tribunale e 20.000 euro agli avvocati, ancora prima che subito l'hanno voluto in anticipo. E dopo due mesi hanno dichiarato che i soldi provengono da banche a seguito fatture emesse. La cifra è insignificante. E lì, diciamo, hanno avuto un'altra batosta. Ecco perché si sono fermati al primo grado di giudizio, ma questo non... Fermarsi al primo grado di giudizio è solo l'inizio, perché cosa hanno fatto gli inquirenti? Cosa hanno fatto? Mi hanno fatto un altro processo, purtroppo, poiché io ero, secondo loro, una persona che viveva nel lusso, poiché avevo una barca di oltre 15 metri, perché avevo una casa di oltre 740 metri e più avevo una macchina di grossa cilindrata e questo per loro volevano vedere con quali soldi io me l'ero procurata. Perciò cosa hanno fatto? Mi hanno applicato la misura di prevenzione. Ho dovuto dar conto della mia Olivieri Pellami, la contabilità per 13 anni, non 10 come dice la legge, ma bensì 13 anni, e ho dovuto dar conto alle spese di 1.000 euro in su. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Se volete prenotare il nostro olio tramite il sito, vi ricordo olioacerbis.com. Lì entrate e vedete la nostra azienda, ma trovate anche nella sezione cosmetica la nostra linea La Bava di Lumaca Rimas. Sono già tantissimi anni, più di 18 anni che le nostre amiche, in modo particolare in questo periodo, ordinano la nostra crema La Bava di Lumaca. Attenti alle parole, attenti, eudermica e certificata da BioCert Italia come crema biologica. A cosa serve la crema La Bava di Lumaca Rimas della Acerbis? Combatte le rughe, scottature, psoriasi, dermatiti, cuperosi, elasticità della pelle, idratazione, scottature, insomma una crema a 360 gradi. Ma ricordo, crema biologica, l'offerta, siamo in raccolta negli allevamenti convenzionati in questi giorni perché poi le chiocciole vanno a dormire. Attenti perché è una cosa davvero fuori di testa. Una crema La Bava di Lumaca biologica eudermica Rimas 35 euro, trasporto gratuito, ma 3 Rimas, 3 non hanno scadenza, siete a posto fino a settembre,
79 euro. Chiamate 030 68 40 408, produzione limitata, oppure olioacerbis.com, sezione cosmetica. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Voglio vedere quante ditte possono avere un esame, l'ha controllata l'Agenzia delle Entrate, l'ha controllata gli inquirenti, il Tribunale, cioè tutti ne hanno viste e sono stato assolto. Io ho scritto al magistrato come assolto e mi ha detto: Olivieri si goda la sua barca, dice che ce ne fossero persone colpevoli come lei, e grazie a Dio ho salvato il patrimonio, ma se no il mio patrimonio era a rischio, il totale patrimonio di una vita, e indizi solo per meri indizi. Poi c'era la possibilità ultima dell'Europa, della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Approvato anche quella. Siamo stati a Strasburgo come ultima carta. Strasburgo ci ha dato ragione, ha detto sì, lo Stato italiano ha sbagliato, ma non hanno chiarito con quale importo noi dovremmo essere stati risarciti. Perché effettivamente, ho citato prima quello che aveva la miniera di diamanti, insomma, l'importo di tutti i 19 accusati superava di gran lunga 2 finanziarie. Cioè, anch'io ho chiesto qualche milione, cioè se non è che lo faccio io il conto del mio risarcimento, lo fa il tributarista. Come? Fa una media, è facile farlo alla fine, ma lo deve fare un tributarista, fa la media, un bilancio, fa un bilancio di 5-10 anni, fa una media, vede quanto ha perso e di conseguenza poi aggiungi 230 euro al giorno per industria, insomma, alla fine il conto non è difficile da fare. Però a fronte di questo, siccome l'importo era troppo alto, hanno deciso di non liquidare nessuno e nessuno è stato risarcito. Grazie, dottor Olivieri. Grazie. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Questo signore che sta salendo sul palco ora ha passato 792 giorni agli arresti da innocente, per 2/3 in carcere, il resto ai domiciliari. Per una forse delle cause più tipiche degli errori giudiziari, ne abbiamo parlato anche prima durante la presentazione del libro, cioè gli inquirenti si erano innamorati di una tesi che in realtà non stava in piedi dall'inizio. Mario Tirozzi, lei era incensurato, una persona per bene, grande lavoratore, con una avviata azienda florovivaistica da più generazioni, da 3-4 generazioni. All'improvviso si è ritrovato accusato di un reato pesantissimo, traffico internazionale di stupefacenti. Quali erano le prove a suo carico e perché erano arrivati a lei? Buongiorno, grazie a voi presenti, grazie agli amici dell'Associazione Giudiziaria e un doveroso ringraziamento all'Accademia di Merano nella persona del presidente dottor Taffuse, un gigante della magistratura che ho avuto l'onore di conoscere ieri sera a cena, e soprattutto un gigante per la sua sensibilità da magistrato, che gli fa onore, che mostra verso l'argomento degli errori giudiziari. Tornando alla mia triste storia, ero un commerciante da 3 generazioni del mondo florovivaistico e in buona sostanza acquistavo e importavo piante e fiori dall'Olanda, che come si sa l'Olanda è uno dei paesi più importanti come esportatori di piante e fiori.
E nel parlare, nel comunicare con i miei fornitori, con le segretarie, si parlava di soldi, di pagamenti, di fatture, quindi acquistavo fiori, era abbastanza naturale poi emettere dei pagamenti. Secondo gli inquirenti questi soldi, diciamo, l'attività florovivaistica di oltre 100 indagati, tutti assolti, era semplicemente un'attività che serviva a coprire un'attività delittuosa, quella del traffico internazionale di stupefacenti, nonostante sono stati con fatturati, erano coinvolte aziende con fatturati di milioni, centinaia di milioni di euro nel settore florovivaistico, come dicevo. Ci sono voluti più di 3 anni, ma alla fine è stata assolta. Ha mai capito però in particolare qual è stato l'errore che l'ha costretto a vivere questa storia? E poi soprattutto, so che è difficile adesso riassumere, però chi ha avuto più responsabilità? La polizia giudiziaria, il PM, il giudice giudicante? Se lo sarà sicuramente posto questo interrogativo, è riuscita a dare una risposta? Diciamo che sono 11 anni da quando mi è successo che provo a darmi risposte, nel senso, magari fosse così facile capire dove è stato l'errore o qual è stato l'errore, che io definisco orrore, non errore, non solo il mio, ma quello di ogni innocente in carcere. Sicuramente hanno dato un peso importante alle intercettazioni, interpretate male, trascritte peggio. Per fare dei piccoli esempi, in una delle intercettazioni io parlo di firmare una lettera di intenti da un notaio e non ho mai sentito che dei trafficanti di sostanze stupefacenti si diano appuntamento al notaio per una lettera di intenti. Poi magari se c'è qualche controversia siamo pure in tribunale essendo dei trafficanti. Oppure in un'altra, diciamo, anche in una intercettazione ambientale, accompagnavo uno di questi, diciamo, uno dei miei coimputati, il capo e promotore di questa attività, per i tecnici si sa cosa vuol dire. Accompagnavo questo grosso imprenditore che aveva diversificato le sue attività a livello internazionale anche nel mondo agroalimentare all'interno di un caseificio, perché essendo io della zona casertana, da noi siamo tra i più grossi produttori di mozzarella, di bufala, campana, e diciamo avevo creato questo incontro, non sapevamo di essere ovviamente intercettati, e secondo, leggendo dalle carte, questo qua era, diciamo, questa mozzarella ancora una volta andava a consolidare la malata idea che si trattasse di droga, di stupefacenti, e che in questo caseificio, quando gli avvocati hanno detto, provavano a difenderci e a dire guarda che sono andati lì a parlare, c'erano anche delle telefonate, di un commercio internazionale, di esportare questa mozzarella in Australia, questa mozzarella in Canada. Ha capitato ai carabinieri che, diciamo, che ci intercettarono e che poi hanno trascritto, lui diceva perché secondo te non è credibile che questo appuntamento servisse alla uovo? Dice perché non sono usciti con una busta di mozzarella dal caseificio. Questa risposta lo stesso avvocato dice guardate ma non sono andati a comprare il chilo, cioè dovevano uscire col container, perché cioè, quindi la mia risposta, tornando alla tua domanda, era che probabilmente se lì si fosse parlato di cocaina ma saremmo usciti con il chilo di mozzarella l'avremmo fatta franca. Cioè, un inciso breve sul problema delle intercettazioni di cui parlavamo anche prima. In Italia non ci sono linee guida nazionali su come svolgere queste intercettazioni. Nelle linee guida internazionali la cosa basilare è che chi intercetta non deve essere a conoscenza del tema dell'indagine, perché è chiaro che se io so che si sta indagando su una vicenda di traffico di droga, è chiaro che qualsiasi spunto mi dà quell'idea. Ecco, in Italia ancora mancano delle linee guida e si continuano a commettere questi errori. Questo era solo un inciso per Tirozzi. La sua vicenda però non si è affatto conclusa con l'assoluzione, perché al momento dell'arresto, oltre a privarla della sua libertà personale, i magistrati le hanno anche sequestrato i beni dell'azienda, gli immobili di cui era proprietario. Quanto tempo ci è voluto per tornare in possesso di quei beni e in che condizioni li ha trovati? Allora sì, dopo l'assoluzione, diciamo che è iniziato di questa saga, è iniziato il secondo capitolo, quindi che ancora non è finito, dopo 11 anni dall'arresto. Tornando giusto per 30 secondi alle statistiche di cui parlavate voi prima, i tempi che occorrono per essere risarciti. Quindi diciamo, vedevo che la lineetta blu delle persone che erano oltre i 5 anni era bassissima, io sono in quella lineetta, perché il mio risarcimento è arrivato dopo oltre 5 anni e dopo 2 rigetti della Corte d'Appello.
Quindi non scriviamo sciocchezze. Assolutamente no. Sono così grosso, ma entro in quella lineetta. Tornando alla domanda dei beni, sì, durante il mio arresto, un annetto dopo circa, ho subito anche una misura di prevenzione patrimoniale, quindi sono stati sequestrati come terzo interessato, quindi i beni sono stati sequestrati sempre alle persone che venivano definiti, diciamo, un po' i dominus di questa attività delittuosa, e essendo io un socio, avendo dei beni in comune con loro, praticamente mi venivano sequestrati perché secondo chi indagava ero una cosiddetta testa di legno, quindi le mie capacità patrimoniali non potevano essere sufficienti da poter detenere quegli immobili. Quindi da lì viene nominato un amministratore giudiziario dalla mia SRL, della quale ero legale rappresentante, senza dire che poi sono stato le banche, in quel caso le banche cancellano i fidi, i clienti si allontanano, quindi tutti i problemi che poi è stata messa in liquidazione ed è fallita. Praticamente quindi inizia a fare, questa era un'attività, questa SRL svolgeva semplicemente l'attività di locazioni, quindi un immobile di proprietà e lo locava, quindi incassava questi affitti. E in 7 anni di attività, perché è stata tutto il patrimonio di circa 60 milioni di euro di tutte le persone coinvolte, è stato dissequestrato nel 2023, se non erro, quindi circa 7 anni di gestione da parte di questa amministratrice. Tutta questa attività ne abbiamo chiesto rendicontazione quando ne siamo ritornati in possesso, e si fa sempre per tramite di avvocati, spese legali, di un altro processo. Diciamo, come sono stati gestiti i nostri beni? In buona sostanza sono stati gestiti innanzitutto con un solo conto corrente. Qualcuno potrebbe dire cosa vuol dire? Che 60 milioni di beni, io all'interno del mio stralcio di conto corrente trovo per esempio F24, quindi tributi pagati allo Stato, per 16.000 euro, ma non so quanto appartengono alla mia società, se sono della mia società, se sono di qualcun altro. E così per tutte le voci. Sono stati pagati professionisti terzi, ma il paradosso del paradosso è che i nostri avvocati che stanno, ripeto, tuttora in questi giorni, stanno continuando a chiedere, a provare a capire se ci fossero delle responsabilità da parte di chi ha gestito i nostri patrimoni, chiedono continuamente delle documentazioni. Quelle fiscali sono oggi scaricabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate, ma quelle che sono di contabilità strettamente legate all'attività di questa amministratrice, il Tribunale ha scritto che non sono più riproducibili perché l'amministratrice giudiziaria, dopo aver incassato milioni di euro in questa attività, ha smarrito la pen drive con tutta la nostra documentazione. Scusa, non ho capito bene, l'amministratrice di tutti i beni degli indagati, di 100 indagati... In sostanza, chi si è sostituito a me, all'imprenditore. A te e agli altri 100 imprenditori, usava un unico conto corrente per la gestione di queste 100 aziende con 60 milioni di capitale. Esattamente. E noi abbiamo avuto 7 anni di attività bancaria, una paginetta dove c'è un saldo iniziale che non riusciamo a ricostruire, con un saldo finale dove in questa paginetta ci sono delle voci, ad esempio 16.000 euro bonifico a geometra tal dei tali, ma non sappiamo sto geometra che attività ha svolto, per quale società e per quale attività. Concludo, tornando alla domanda, che sulla pen drive smarrita, e che il Tribunale ha richiesto di nuovo un altro deposito, ma la dottoressa ha risposto che sono documenti non più duplicabili, e quindi il Tribunale ha approvato la rendicontazione scrivendo questo scempio all'interno del dispositivo. Sulla base della fiducia di quello che ha dichiarato questa amministratrice. Allora, di fronte a tutto quello che ha passato, lei poi ha ottenuto un indennizzo per ingiusta detenzione. Il normale cittadino che sente di fronte a un indennizzo dice: vabbè, dai, poi sei stato indennizzato, hai avuto quei soldi, stringiamoci la mano e devi essere soddisfatto. Ora però, lei, a prescindere dalla somma che ha ricevuto, con quello che ha avuto dallo Stato, è riuscito a compensare tutto quello che ha speso in spese legali, in spese processuali, in queste spese che ci ha raccontato poco fa? La premessa ovviamente sembra abbastanza scontata, che nessuna cifra potrebbe risanare le ferite di ognuno di noi e di tante persone che oggi sono assenti vittima di questa mala giustizia.
e che onestamente quando leggo quelle statistiche 516,49, 233, io da commerciante mi sento di essere stato come al mercato delle vacche, no? Cioè un mio giorno in carcere che mi è privato, ne ha trascorsi 792, viene addirittura valutato con i centesimi dopo la virgola e poi si va anche in trattativa durante l'attività con gli avvocati. No, la cifra non è stata sufficiente assolutamente a riparare il danno economico che io in una scaletta di gravità di danni subiti da me e dalla mia famiglia lo metto all'ultimo posto, quello economico. Ma neanche le spese sostenute, le spese vive sostenute, questo è perché il danno economico e il danno personale non sono riparabili, ma neanche le spese riferivo a quelle economiche. Le spese sostenute non è stato sufficiente ripararle, ma immagino, conoscendoci così bene, immagino la domanda, diciamo, a cosa può portare, che avendo avuto questo risarcimento, ovviamente ognuno di noi, pure io pensavo che questo risarcimento, ho chiesto al commercialista, dai, ma ci sono tasse da pagare su questo risarcimento? Il commercialista mi chiede assolutamente no, perché non è un qualcosa di patrimoniale che ti fa reddito, è un risarcimento dello Stato che tu hai avuto. Avresti dovuto avere anche una lettera di scuse, ma questo ovviamente è utopia allo stato puro, finisce lì. Un giorno invece mi viene recapitata una cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate riguardando questo risarcimento, dove mi veniva chiesta l'imposta di registro sulla cifra ricevuta, e che io naturalmente inorridito ma imbufalito con l'avvocato, perché poi ovviamente per noi gli avvocati sono il nostro sfogo per dire come è possibile una cosa del genere. Io sono abituato che di solito se tu citi una persona tutte le spese, tranne se non vengono compensate, la parte soccombente a pagare, in questo caso il Ministero dell'Economia. No, io ho pagato circa 6.000 euro di imposta di registro al Ministero che precedentemente mi aveva risarcito. Quindi io da quella cifra ho pagato, ripeto, 6.000 euro, quindi del mio sangue, dei miei giorni di carcere, a chi dopo anni e anni e anni di battaglie mi aveva fatto questo risarcimento. E senza, questa è l'ultima parte, ma negli anni mi sono state recapitate anche cartelle che sono ancora in essere per spese processuali da persona assolta. Se lei era stato assolto? Esattamente. E quando io le spese processuali di quando era... Mi ritengo una persona tenace, che non si abbatte, anche se negli ultimi tempi, come diceva Anna prima, queste ferite forse dopo tempo si ripresentano, negli ultimi tempi forse inizio pure io a mollare un po'. Queste cartelle provo a farle annullare in autotutela, faccio una pecca, allego la sentenza di assoluzione e dico guardate, io sono stato assolto, questo procedimento. In una di queste risposte che mi fa un funzionario, non ricordo il nome, ma avrei un enorme piacere di conoscere e stringergli la mano per la fantasia di quella risposta, mi dice sì, che loro sono a conoscenza della mia assoluzione, ma comunque quel giorno il tribunale si era riunito per me e quindi le spese devono pagare. Gli vorrei solo domandare, ma guardate, ma io non ho chiamato la mattina i magistrati, se dite ci vediamo in udienza oggi, ma restate, non mi risulta. La Corte di Appello sul 2 si è pronunciata in maniera negativa, mi ha rigettato, quindi mi ha ricondannato all'appello. La Cassazione mi ha dato ragione, sono state annullate, ma l'Agenzia delle Entrate continua a metterle sul mio cassetto fiscale e continua a non accettare una sentenza della Corte di Appello favorevole. Lei prima della vicenda giudiziaria aveva un'azienda florovivaistica molto florida. Quando è uscito, abbiamo sentito dal suo racconto, il deserto che si è trovato. Quali difficoltà ha trovato nel provare a reinserirsi nel mondo del lavoro? Diciamo che sono stato a livello lavorativo leggermente più agevolato, perché essendo un'attività familiare, anche se ho trovato macerie, però ho trovato comunque i familiari che continuavano a scavare in queste macerie, quindi il mio ex socio, mio zio che aveva provato, però le difficoltà sicuramente tutte le persone, l'etichetta che continuano ad attaccarti addosso, come dicevamo stamattina, il fatto di se è andato in carcere qualcosa ha fatto, che purtroppo, e dico purtroppo, continua ad essere un'idea molto marcata all'interno dell'opinione pubblica, e ho trovato queste difficoltà per rimettermi in piedi. Purtroppo oggi la mia azienda non esiste più e sono dipendente di un altro imprenditore nello stesso settore. Grazie a voi tutti. Grazie a voi. In quanti ti promettono trasparenza,